da questa piazza che è la sintesi dell'Italia che lavora, dell'Italia che produce, dell'Italia che cerca dignitosamente un lavoro, di tanti giovani che vorrebbero mettere a profitto il proprio titolo di studi. Da questa piazza io, da Presidente della Regione siciliana, voglio dire grazie alla piccola comunità di Lampedusa, lasciata sola da un'Europa cinica, ipocrita. Lampedusa lasciata sola nell'accogliere i vivi e i morti. I vivi destinati ad una esistenza di stenti, di privazioni e di sfruttamenti, costretti a vivere al di fuori della legge, e i poveri che hanno affollato un cimitero senza croci, qual è il Mediterraneo. E perché nell'ultimo anno Lampedusa ha potuto trascorrere mesi di serenità? Perché pochi morti, pochissimi morti? Perché niente tratte umane? Perché negli ultimi mesi questo fenomeno è scemato? Perché il Ministero dell'Interno aveva trovato la strada giusta, perché con autorevolezza avevamo chiesto e ottenuto quello che il buonsenso, innanzitutto, prima della politica, avrebbe dovuto suggerire. Eccola la Sicilia, è tornata a diventare un campo profughi per migliaia di disperati, di fronte ad un'Europa che si volta dall'altra parte, mentre dovrebbe intervenire proprio in quei paesi poveri per portare lo sviluppo, per portare la crescita. L'Europa che invece fa finta di ignorare questo dramma, di fronte al quale il centrodestra ha chiesto solidarietà concreta, senza dover scomodare la Chiesa Cattolica. Ecco perché, amiche e amici, io sono convinto che noi siamo condannati a governare l'Italia, come stiamo governando la Sicilia, la prima regione governata dal centrodestra nella fase della seconda ripresa dopo il 2015. Un centrodestra organico, con la Lega, con Fratelli d'Italia, con Forza Italia, con i gruppi centristi, con i popolari, con gli autonomisti. Ecco, il centrodestra è condannato a stare unito, è condannato a fare dell'alleanza un valore. Sì, è un valore l'unità del centrodestra. La nostra coalizione vince soltanto se è unita. Lo dimostra la cronaca, lo dimostra la storia. Vinciamo perché è un valore l'unità, per chi ci crede. Per chi non ci crede, l'unità è un male necessario, ma non possiamo dividerci per Dio e lasciare l'Italia in mano alla demagogia, in mano ad una sinistra prigioniera del proprio dogma, delle proprie contraddizioni, del proprio livore, del proprio odio, della propria incapacità di saper parlare al cuore degli italiani. Per questo noi dobbiamo fare la differenza.